Diciamo che cominciamo a avere dei problemi. Mi ha fatto 6 tagli profondi, ho il negozio pieno di sangue e non me l'aspettavo così, veramente. Offesi prima come cittadini e poi come amministratori e decisi a chiedere che si ristabilisca la verità. E questa è la reazione delle opposizioni in Consiglio Comunale al ritratto di Belluno fatto nella trasmissione Fuori dal Coro di Mario Giordano. Credo per tutti noi cittadini di Belluno una reazione di indignazione sicuramente e anche di grande delusione, perché per anni si è costruita un'immagine, peraltro aderente alla realtà, di una città che era la capitale della qualità della vita, una delle città più sicure d'Italia, una delle città più green e più turistiche, e improvvisamente nell'arco di poco si va a costruire, a causa di un continuare a parlare di un tema che oggettivamente a Belluno c'è poco, ma c'è sicuramente, non si può abbassare la guardia, ma a causa di questo ingigantire ci troviamo sui network nazionali come una delle capitali dell'insicurezza e del degrado, cose peraltro che non sono vere né dai dati né dalle immagini che vengono riportate, che non riguardano la città di Belluno. L'ex sindaco non ha dubbi, se fosse accaduto durante il suo mandato avrebbe immediatamente agito in ogni modo per arginare il danno d'immagine creato a una città a forte vocazione turistica da un servizio televisivo in cui tra l'altro si fa riferimento a fatti avvenuti a Feltre, Fener e Ponte nelle Alpi. Stupiscono invece i 2 giorni di silenzio dell'amministrazione De Pellegrini, che pure della sicurezza aveva fatto un proprio vessillo elettorale. Mi aspetto che prenda una posizione molto forte nei confronti di questa trasmissione. Non dico chiedere il danno, però mandare, diciamo così, una censura a questa trasmissione, dimostrando che la città di Belluno non è quello che è stato rappresentato e che siamo indignati rispetto all'immagine che è uscita da questa trasmissione.